come sta andando la preparazione, il campionato? Beh, sta andando bene, purtroppo abbiamo giocato ancora poco perché tra il turno di riposo e questo per il maltempo abbiamo fatto solo 2 partite, no? Però per il momento sono fiducioso. Che tipo di modulo adotti per la squadra? Ma di solito abbiamo già provato il 4-3-3 e il 3-4-1-2 e vedo che le ragazze rispondono bene e spero di continuare a crescere. Com'è il gruppo quest'anno? Ma il gruppo è molto giovane, molto giovane, c'è molta inesperienza, però fa parte appunto della giovane età. Certamente lavoriamo sui ritmi e questo deve colmare determinate lacune. E quindi c'è una differenza per motivare i giocatori e le giocatrici? Le parole sono più o meno le stesse? Sì, per motivare all'inizio di ogni partita, come anche per i maschi, bisogna individuare un argomento e far leva su questo in modo per attirare la massima attenzione di tutti, però non c'è grossa differenza, no? C'è qualche peperino, c'è qualche Cassano, qualche Balotelli tra le giocatrici? C'è qualche ragazzina che è sopra le righe, un'esuberanza sua caratteriale, però è anche il bello questo, no? Come, come- Qualche elemento solare, ecco. come riesci a trattenerla per dire? No, no, con la battuta pronta e poi comunque sono ragazze serie, sotto l'aspetto del lavoro non posso dire niente perché si impegnano totalmente, anche con carichi di lavoro importanti e non si tirano indietro. Quali sono gli obiettivi che ha quest'anno la società? Beh, la società è di far bene, non abbiamo obiettivi di vincere il campionato perché appunto la squadra è molto giovane, a differenza anche dell'anno scorso sono andate via le più esperte per cui abbiamo ancora ulteriormente ringiovanito. E in bocca al lupo per il campionato allora. Grazie, grazie, Creppi. Presidente, intanto come sta andando l'inizio della stagione come impegno? Ma diciamo l'impegno è grande, però il gruppo del calcio femminile Portoguaro era preparato, sapeva che quest'anno ci sarebbe stata una squadra in più, per cui l'organico partendo dall'Under 13, Under 15, Under 19, prima squadra, ci dà un bel lavorare, però siamo contenti del cammino che stiamo facendo a Portoguaro. Presidente perché? Cosa ti ha spinto a fare il presidente? Ma diciamo che è stata un po' una scelta posta perché in quel momento lì, 15 anni fa, quando io e Gashi abbiamo messo in campo questa prima squadra femminile, che fra me e lui ho detto, beh fallo tu Gashi, e io chiaramente ho preso diciamo, all'inizio questo lavoro senza grande impegno, però ogni anno che passa l'impegno è sempre più importante perché ci sono anche più ragazze, sono cambiati i tempi, sono cambiati anche diciamo, i costi di gestione, per cui finché potrò porterò avanti questo progetto che è molto importante. Chiaro che è partito da perché mio figlio giocava a calcio come con Gashi, però è rimasto questo amore vicino a queste ragazze perché è giusto che anche loro abbiano la possibilità di giocare a calcio qui a Portoguaro. Gli obiettivi che hai come società, come presidente? Ma l'obiettivo primario sicuramente è far giocare le ragazze a Portoguaro. Dopo chiaramente mi piacerebbe ritornare in C, però abbiamo visto che tornare in C ci sono costi molto elevati e sicuramente avrei bisogno di una mano dal punto di vista economico e anche di gestione. Sicuramente non è detto perché la squadra ha tutte le carte in regola per arrivare a questo obiettivo, però la cosa principale è far crescere le ragazze calcisticamente a Portoguaro, poi dopo chiaramente quello che verrà insomma. Ultima battuta, i rapporti col presidente della squadra maschile? Ma con Andrea Bertolini insomma, è stato sempre un buon rapporto da quando è arrivato a Portoguaro. Ognuno di noi ha la propria fiducia reciproca, per cui continuiamo in questa maniera e abbiamo visto che in questi anni ci sono stati anche i frutti, insomma, rispetto tra le parti. Beh, che è una cosa fondamentale nel calcio moderno, non è che la gente si rispetta così, eh. Ah sì, no, sicuramente sì, è vero, rispetto è la prima cosa e poi diciamo, ci sentiamo quasi ogni giorno per scambiarci insomma, i pareri, diciamo, per cui è anche un bel rapporto dal punto di vista umano.
Quindi il Portogallo è in buone mani, in buoni piedi si può dire. Bah, diciamo di sì. Andrea ogni volta che ha detto una cosa l'ha promessa, l'ha portata a fine e lo farà fino in fondo sempre come ogni anno. Come lei. Beh, come anch'io sì, sicuramente. Deborah, stai tranquilla, c'è il presidente che ti guarda, il direttore sportivo che ti guarda, quindi vai tranquilla. Mal che vada, se va male cambio squadra, non so, no, scherzo. Senti un po', come sta andando? L'inizio del campionato un po' così, ma il gruppo com'è? Beh, il gruppo, per fortuna rispetto all'anno scorso siamo almeno sempre le solite, quindi ci conosciamo, magari abbiamo perso 3-4 persone che chiaramente dispiace sempre perché il gruppo è formato da tutte quante e perderne anche solo una dispiace sempre, però insomma per ora insomma, almeno il gruppo c'è. C'è qualcosa da migliorare, ma insomma, grosso modo non è male. Il rapporto col mister com'è? Io posso parlare per me, mi trovo bene, non posso parlare anche per le altre, ma insomma c'è voglia di fare bene e quindi penso nell'interesse di tutte ascoltarlo e fare il meglio che possiamo. Che tipo è il mister? Tipo Mourinho, tipo Ancelotti? Oh, oddio, non saprei come spiegarlo mettendolo a confronto con un mister di Serie A, però è uno che piace molto verticalizzare e giocare molto veloce e gli piace il bel calcio. Si vede che comunque è molto bravo e molto preparato. Si incavola qualche volta? Ogni tanto sì, ma è giusto così e fa bene. Il tuo obiettivo quest'anno qual è? Oddio. Vabbè, oddio, il mio obiettivo comunque è cercare di arrivare più in alto possibile e divertirmi con le mie compagne. Che si stanno divertendo Decisamente tanto. Se tu dovessi fare un paragone tra te e qualche giocatrice, Questa è una bellissima domanda. Io prettamente gioco a modo difensivo, non sono una che piace attaccare, quindi non so se posso dire una a cui penso di assomigliare un pochettino, ma proprio lontanamente, e mi piace anche come giocatrice è Salvai, Cecilia. Sasha, calciomercato, obiettivi di quest'anno. Come sono andate le cose? Diciamo che il calciomercato poteva andare meglio, siamo riusciti a fare non bene diciamo quest'anno perché è sempre più difficile fare calciomercato negli ultimi anni, anche per i costi e varie robe, cose che non... E comunque è sempre più difficile andare avanti con il femminile. Per quanto riguarda obiettivo, quest'anno arrivare alle prime due. Spero arrivare no, prime due perché se non arrivi ai prime due non fai playoff. Quindi la prima e seconda fanno playoff e dopo c'è un girone, su 3 gironi c'è un altro campionato, comincia a fine campionato, c'è un altro campionato. Le prime 2 giornate sono andate così, domenica c'è una grande partita, come sarà la squadra? Che cosa metterà in campo? Per noi Triestina è stata sempre bestia nera diciamo dai, e speriamo che domenica giochiamo per vincere perché non c'è altro risultato, solo la vittoria domenica. Davide, l'addetto stampa delle Leonesse del Portogallo, com'è l'ambiente intanto? Vabbè, l'ambiente quest'anno è un ambiente che riparte da buone basi perché il gruppo è stato pressoché confermato a parte alcuni elementi rispetto all'anno scorso nel quale c'è stato un buon risultato. Quest'anno l'obiettivo è cercare di portare avanti questo stesso gruppo che rimane il più giovane di tutta quanta la categoria e cercare di entrare all'interno di questi playoff anche se sappiamo che ci sono avversarie di indubbio valore e piazze anche importanti e non sarà semplice, però noi ci proviamo. Perché? Perché questa passione per il Portogallo femminile? Beh, perché io sono di Portogruaro e non c'è stato nessuna differenza tra il tifare il Portogruaro e il fare l'addetto stampa, che è un modo per me più che altro per dare una mano a questa società che continua a farmi sentire a casa e a cui sento di essere legato appunto anche per una questione di campanilismo territoriale. Com'è quest'anno? Che aria senti quest'anno? Che idea ti sei fatto del gruppo? Ma quest'anno sento un'aria
Beh, intanto, come ho detto prima, di conferma di buona parte del gruppo dell'anno scorso e anche di fiducia perché la squadra è in mano a un allenatore di sicura esperienza. Anche gli anni scorsi abbiamo avuto allenatori bravi, certamente, però quest'anno Antonino è una sicurezza, come ho detto prima, è già stato a Portogruaro un paio di anni fa e ha fatto vedere le sue capacità. È un allenatore di esperienza che conosce il calcio e da questo punto di vista noi non possiamo dubitare delle sue conoscenze. Poi per quanto riguarda la società va ringraziato Giorgio Furlanis in primis e in secundis Sasha Gashi che tengono in piedi questa società ormai da più di 10 anni e permettono anche a Portogruaro, a una cittadina, meglio dire come Portogruaro, di avere una squadra femminile che è una realtà importante per questo territorio. Come ho detto prima, ci scontriamo anche con piazze importanti. Trieste sarà la prossima avversaria e non è poco per un territorio come quello del Veneto orientale. La battuta sulla Triestina per chiudere, che tipo di squadra è? Sarà una squadra tosta, è una squadra storica? Beh, noi conosciamo la Triestina perché ci abbiamo giocato contro in Serie C diverse volte e come spesso le squadre giuliane è una squadra di grande carattere, di grande spirito, molto combattiva e contro la quale bisogna fare una prova di maturità, anche perché sempre dal punto di vista della lealtà, ma non si risparmieranno colpi. È sempre bello giocare contro la Triestina perché sono sempre state partite molto combattute. Spesso abbiamo avuto la peggio, però secondo me domenica è l'occasione buona per invertire questa tendenza. Possiamo dire che anche se calcio femminile sarà una partita maschia. Sì, diciamo nei limiti della correttezza e l'augurio ovviamente è che anche l'arbitraggio tuteli quelle giocatrici che magari sono più tecniche e tendono a essere particolarmente colpite dagli interventi fisici delle avversarie.